Carissimi amici di Localcio, ben trovati all'appuntamento numero 11 con Localcio, versione estesa per parlare di quello che è tutto il calcio dilettantistico siciliano e non solo, perché anche questa sera, come di consueto, partiremo con la Serie D, con lo spazio riservato al massimo torneo dilettantistico nazionale, con la 13ª giornata del girone I che si è giocata ieri, fatta eccezione per una partita, ne parleremo più avanti. Prima di presentarvi l'ospite, vi ricordo che potete seguirci sulla pagina Facebook di Sportisili, sul canale YouTube di Sportisili TV e potete ovviamente seguirci 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul sito www.sportisili.it, sui nostri profili Instagram, dove è appena uscito tra l'altro un bellissimo reel di quello che è il nostro gol della settimana, sul profilo X e anche su TikTok, dove di tanto in tanto pubblichiamo qualcosa. Nel salutare e anche nel richiamare all'ordine, in un certo senso, Salvo Geraci, non vi dico dietro le quinte cosa sta facendo, vi invito a indovinarlo scrivendo nei commenti alla diretta. Saluto l'ospite di questa sera, è per me un grande piacere avere con noi Gaetano Dolenti, portiere della San Cataldese. Benvenuto allo calcio. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a voi. Con Gaetano ovviamente parleremo della partita giocata ieri dai Verdi Amaranto sul campo del Ragusa, ma più in generale parleremo di quello che è il momento della squadra di Mister Pitatella e anche di quella che è la corsa per quella che è attualmente la posizione di classifica occupata per l'appunto dalla formazione del qui presente, seppur in maniera virtuale, Gaetano Dolenti. Allora facciamo una cosa, prima di entrare nel vivo dell'intervento del portierone, ricordo anche della nazionale siciliana, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono stati i risultati della 13ª giornata del girone di Serie D. Ne approfitto per chiedere a Salvo Geraci, regia, di mandare i risultati, perché c'è stato un rinvio purtroppo della partita di uno dei derby siciliani in programma ieri, quello tra Acragas e Paternò, rinvio dovuto ad un malore avuto dal direttore di gara e quindi portato al rinvio della gara. Poi Acireale Nissa 1-2, la vittoria netta del Sambiase sul campo dell'Enna per 0-3, il pareggio pirotecnico tra Igea Virtus e Castrum Favara per 2-2, la vittoria nel big match del Siracusa sul campo della Scafatese per 0-1, 2-2 tra Reggina e Pompei, 3-2 del Ragusa sulla San Cataldese, poi Città di Santa Catalocri 2-3, Licata Vibonese 0-1 e appunto già detto di Virtus e Castrum Favara 2-2, per una classifica che recita Siracusa in testa da solo a quota 29 punti, 26 per Scafatese e Vibonese, 25 per la Reggina, 23 per il Sambiase, 19 per il Paternò, poi Castrum Favara 18, Igia Virtus 17, Nissa Locri ed Enna a 16, Ragusa, Città di Sant'Agata, Pompei e San Cataldese a 13, Licata 12, Acireale 11 e infine Acragas a quota 12. Vi ricordo ovviamente che Acragas e appunto l'Acragas appunto ha una partita in meno insieme al Paternò, chiedo scusa così per la balbuzie, appunto una partita in meno per via della gara da recuperare per via del malore all'arbitro. Chiamo Tano in causa. Prima ti chiedo un commento su Ragusa San Cataldese, poi saremo anche supportati dalle immagini, ma intanto dici la tua, dalla porta, che partita hai visto? Ma ho visto una partita suddivisa tra un primo tempo da parte nostra, non voglio eccedere, ma dico quasi disastroso, perché secondo me siamo stati poco umili. Siamo arrivati con l'idea talmente tanta voglia di vincere che abbiamo dimenticato secondo me, di rispettare l'avversario, secondo me. Quindi questa è una cosa che ci deve far riflettere per le prossime partite. Mentre il secondo tempo, vuoi per una questione di qualità, perché comunque abbiamo tanta qualità nella nostra squadra, vuoi anche per una questione di inerzia, no? Perché la forza del disperato poi ti porta in un certo senso ad andare oltre. E abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderla. Purtroppo abbiamo subito gol in un momento
nel quale era necessario non prenderlo, però non ci ha tagliato le gambe ed è questo l'aspetto positivo. Non ci ha tagliato le gambe, abbiamo ricominciato a macinare, abbiamo fatto il 3-2, siamo stati poi gli ultimi 10-15 minuti tra la loro metà campo e la loro area di rigore. Quindi ci sono tante cose che il nostro staff sicuramente analizzerà in settimana, o ha già analizzato, per cui dovremmo lavorare. Quindi adesso dobbiamo trovare un po' di serenità, che è quello che conta di più per affrontare le prossime partite, perché quest'anno è veramente, veramente dura. Comunque, una volta che abbiamo sentito l'analisi di Gaetano Dolenti, andiamo a vedere le immagini pubblicate tra l'altro sui profili social del Ragusa Calcio, il 3-2 tra appunto gli Iblei e la San Cataldese.
E dunque torniamo in collegamento dopo aver visto la scorpacciata di gol, suo malgrado ovviamente. Tano ne ha incassati 3. Facciamo un po' un salto in avanti e ne parliamo ovviamente anche con Tano, perché ieri è stata, più a livello globale di girone, è stata la giornata del big match, quella quello tra Scafatese e Siracusa, una partita molto molto intensa, sbloccata dalle individualità, nel caso specifico dalla bomba di Alberto Aquadro, che ha deciso la partita in favore degli Aretusei, che adesso sono per la prima volta tra l'altro dall'inizio della stagione in testa da soli con un buon margine. Comunque 3 punti in questa situazione di campionato sono tanti. Prima anche in questo caso di andare a vedere le immagini, Tano, voi se non ricordo male avete già giocato con entrambe le squadre, indipendentemente da quello che magari hai potuto vedere dopo, dagli highlights o da qualche immagine. Che impressione ti sei fatto di queste due squadre, in particolare del Siracusa, che finalmente si trova in testa al campionato? Ma guarda, il Siracusa è una squadra che ha bisogno di spazio per giocare. Quando si ritrova in campi piccoli, contro squadre che magari si chiudono, che preferiscono magari ripartire, per quello che ho potuto visto finora, ha fatto un po' di fatica. E con la Scafatese ti posso dire poco, perché noi siamo arrivati lì con rimaneggiatissimi, e quindi posso dire che ho visto una gran bella squadra in un campo grande, ottime individualità, ottime trame di gioco, mi sono piaciuti. Allo stesso tempo ti posso dire che ho incontrato il Siracusa in Coppa Italia prima di incontrarlo in campionato, e mi ha fatto una gran bella impressione, no? Perché ovviamente dico, ci sono delle individualità al di là dell'aspetto tattico che fanno il Siracusa, secondo me ad oggi la, la squadra da battere, come numeri, come giocatori. Sono due grandi squadre. Ha vinto il Siracusa ieri, però non si deciderà presto. Io suppongo che, credo, che se ne parlerà intorno ad aprile, decidere chi realmente sarà quella che alla fine si lancerà verso la Serie C. Altro una lotta in testa che, come abbiamo avuto anche modo di vedere in settimana, ha subito diciamo un piccolo scossone, visto che la Vibonese è uscita sconfitta dal recupero di campionato contro la Cireale che aveva perso nel recupero contro la Regina. Questa volta è stato un pochettino più prestante, possiamo dire così, ma dopo aver dato questo piccolo cenno di risultato, andiamo a vedere, proprio grazie all'ausilio delle immagini fornite e prodotte dall'ufficio stampa della Scafatese, andiamo a vedere quello che è successo ieri a Scafati tra Scafatese e Siracusa, e poi torniamo qui.
babbo, ciao ciao. Rientriamo. Abbiamo visto il missile di Alberto A4, missile da 3 punti per il Siracusa, che dunque stacca momentaneamente le sue rivali. Sono 3 squadre in un punto alle spalle della capolista degli azzurri di mister Marco Turati. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto ospite in collegamento Marco Baldan. Speriamo ovviamente di, in un certo senso, aver portato fortuna alla squadra aretusea, che tra l'altro in settimana ha anche purtroppo perso, purtroppo per modo di dire, visto che c'è stato un'altra siciliana, ovvero sia Lenna, che ha tratto giovamento da questo risultato. Tano, detto della lotta di testa, andiamo ad occuparci anche di quello che per il momento, ripeto, spero per il momento, perché comunque il valore della vostra squadra e la San Cataldese è sotto gli occhi di tutti, quello che per il momento è la lotta per salvarsi. Chiedo a Salvo di agevolare ancora una volta con il quadro relativo alla classifica. Dopo le prime 13 giornate siamo sempre più vicini alla metà della stagione, anche alla fine del 2024. Dici, le sensazioni, al di là di quello che hai detto prima sul valore della squadra, le sensazioni in quella che è una lotta che per il momento vede tante siciliane, ma vede per esempio anche squadre come il Pompei, che all'inizio della stagione erano considerate come pretendenti per altre zone di classifica. Che cosa ne pensi tu? Guarda, penso che così come per la lotta campionato, vittoria del campionato, allo stesso modo la lotta salvezza si deciderà molto tardi quest'anno, perché ripeto, c'è un livello talmente tanto equilibrato e questo è il motivo secondo me per cui anche in alto non riescono a scappare. C'è un livello talmente tanto equilibrato che non ti permette di poter pensare. Adesso devi agire, devi agire. Potrebbero nascere dei problemi se questi due tronchi si dovessero dividere. Se si dovessero dividere comincerebbero a sorgere delle problematiche. Quindi, però ripeto, ancora così come dicevo per la parte alta, anche per la parte bassa ci sarà tanto ancora da aspettare e tante partite da giocare, perché, ripeto, c'è troppo equilibrio. Per il momento, ma ovviamente ci auguriamo che sia un momento che duri a lungo, non sta lottando per nei bassi fondi della classifica, ma si trova in realtà nella zona medio-alta della classifica, e sia l'Igia Virtus che il Castrum Favara, che ieri hanno dato vita forse a una delle partite più divertenti della 13ª giornata. E allora, con l'ausilio delle immagini di 3M TV, andiamo a vedere l'ultimo contributo per questa sera, ovvero sia il 2-2 dello stadio Dal Contres di Barcellona, Pozzo di Gotto. Poi chiudiamo con il prossimo turno e con le considerazioni finali con Tano Dolenti. Un gol in pieno recupero del neoentrato Curò evita agli Ligia Virtus una sconfitta che sarebbe stata immeritata e permette ai giallorossi di Francesco Di Gaetano di allungare a 3 la striscia di risultati utili consecutivi. Derby avvincente quello andato in scena dal Contres Barone di Barcellona, con un 2-2 finale che ha divertito il pubblico presente. E sono proprio i locali a provarci con Biondo, il cui destro di prima intenzione trova la decisiva parata di Scuffia. Il Castrum Favara non sta a guardare dopo la straordinaria parata di Belmonte, che manda in angolo il gran destro di Lapiana. I gialloblu passano dal successivo corner quando Romero di testa anticipa tutti, mettendo in rete il vantaggio per i suoi e facendo gioire i propri tifosi. L'Igea non ci sta e avrebbe subito la chance del pareggio, ma la zuccata di Biondo non c'entra allo specchio della porta. Giallorossi che subito dopo reclamano anche un possibile rigore su pane bianco. Il signor Maione dice di no. Insiste la squadra barcellonese, che sfiora il pari prima con Trombino, che alza di poco sulla traversa il cross di pane bianco, e poi con Calafiore
la cui botta da dentro l'area finisce a centimetri dal palo. Pareggio che la squadra igeana trova però al minuto 33, quando Trombino approfitta di un'incertezza difensiva degli ospiti e col destro piega le mani di Scuffia, riportando tutto sui binari dell'equilibrio e firmando così la sua terza rete in campionato. Una gioia che però dura poco per i giallorossi, infatti 5 minuti dopo il Castrum Favara rimette la freccia grazie a Palma, che raccoglie il cross di Lapiana e al volo col destro indirizza alle spalle di Belmonte il gol che vale il 2-1 per i gialloblu. Nella ripresa Ligia Virtus si riporta in avanti alla ricerca del nuovo pareggio, ci prova prima Peri che di testa manda alto da corner, poi Trombino che da posizione centrale conclude di poco a fil di palo e infine con Aperi che di testa sfiora il palo alla destra di Scuffia. Gli ospiti tentano invece di chiudere il derby, ma la punizione di Vaccaro sfiora di pochissimo il bersaglio, mentre la conclusione di Quattara costringe ancora una volta Belmonte agli straordinari. Nel finale però Ligia Virtus tenta l'assalto disperato e dopo un rigore non concesso dal fischietto di Ercolano su Aperi, i giallorossi vedono i loro sforzi premiati al minuto 92, quando il neoentrato Currò di testa spedisce alle spalle di Scuffia il cross di Siino, facendo così Ligia Virtus 2, Castrum Favara 2, e per Currò si tratta della prima rete in campionato. Il 2-2 finale consegna dunque a Ligia Virtus il punto numero 17 in classifica, giallorossi che si confermano all'8° posto a una sola lunghezza proprio dal Castrum Favara, che rimane invece in 7ª posizione. Torniamo allora dal Contresbarone di Barcellona Pozzo di Gotto, che tra l'altro è stata anche teatro dell'ultima finale di Coppa dell'Eccellenza. Ci avviciniamo alla conclusione anche per questa stagione, appuntamento a metà gennaio. Noi naturalmente vi daremo notizie se saremo sul campo questa volta al Falcone Borsellino di Paternò per la finalissima, ma torniamo ai temi della Serie D e al programma della giornata numero 14, che sarà anche la prima del mese di dicembre, con il programma dei risultati, anzi, il programma della giornata, non dei risultati, i risultati li scopriremo lunedì prossimo. Castrum Favara Scafatese, Pompei Sant'Agata, Locri Ragusa, Nissa Regina, Paternò Licata, San Biase Acireale, Siracusa Acragas, Vibonese Enna e Dulcis in Fundo il derby del Mazzola tra San Cataldese e Nuova Igea Virtus. Io ringrazio tantissimo Gaetano Dolenti per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie mille ragazzi, è sempre un piacere stare con voi. Grazie. Ne approfitto anche per ringraziare, non l'ho fatto prima e me ne scuso, l'ufficio stampa della San Cataldese, che ci ha dato la possibilità di avere il portierone qui in collegamento. Noi adesso andiamo in break per qualche minuto, il tempo come al solito di settare la nostra stanza e il nostro studio per l'arrivo di Salvorifici e dell'altro ospite, questa volta in presenza, ovvero sia Sandro Tarantino, allenatore del Bagheria 90011, per parlare di eccellenza e di promozione. Restate con noi perché torniamo tra pochissimo.
Buonasera, buonasera, benvenuti in Calcio, l'ultima puntata del mese di novembre. Parleremo chiaramente di eccellenza e promozione dopo la puntata di Francesco di poc'anzi con Tanino Dolenti per fare il punto sulla Serie D, che ha visto appunto la bella vittoria, la bellissima vittoria del Siracusa in casa della Scafatese, e quindi vediamo finalmente una nuova padrona del campionato siciliana, quindi appunto il Siracusa che ha 3 punti in vantaggio sulla Scafatese. Ma andiamo a parlare di eccellenza e di promozione, dando più che altro un po' più spazio appunto a quest'ultima categoria. Perché abbiamo come ospite l'allenatore del Bagheria 90-011, Sandro Tarantino. Buonasera Sandro. Buonasera, buonasera Salvo, buonasera Francesco, buonasera a tutte le persone che ci seguono. Grazie a Sandro per l'invito, cioè per aver accettato l'invito, perché comunque sia Sandro è una new entry sotto ogni punto di vista, sia del calcio dilettantissimo, comunque sia, che chiaramente di questa trasmissione. Con Sandro si potrebbe parlare di tantissimo, dal calcio a 11 appunto, al calcio giovanile, al futsal, ma di questo chiaramente durante la trasmissione ne andremo a parlare, perché chiaramente toccheremo tutti quelli che sono i punti che Sandro, in cui Sandro è stato protagonista e lo è ancora ad oggi, perché nonostante lui sia l'allenatore del Bagheria 90-011, ancora non ha del tutto abbandonato il settore giovanile, perché è ancora allenatore della Fortitudo Bagheria. Di questo appunto ne parleremo tra poco. Intanto Francesco, a te anche la parola per introdurre, se vuoi dire qualcosa in più su Sandro, che è stato uno di quegli ospiti che tu hai caldamente voluto qui accanto a te. Sì, diciamo che
con Sandro, oltre ad esserci un rapporto che va anche al di fuori dai campi, che sia quello piccolo, che sia quello grande, insomma, eh, ci vuole una figura come Sandro nel calcio, poi chiaramente gli auguriamo di portare avanti questa realtà, perché comunque sia io che tu, Salvo, l'abbiamo visto sia nel Sì. campo di futsal, poi tra i giovani, alla Fortitudo, ha fatto un lavoro già eccellente, quindi del resto, come dice giustamente anche Mauro Cagliano, tra i commenti tanta carne al fuoco, perché comunque, come hai detto anche tu giustamente, ospite con cui parlare veramente di tutto. Lui prima faceva il modesto dicendo: io di eccellenza ho seguito poco, ma sono sicuro che potrebbe tranquillamente parlare per ore del campionato di eccellenza. A proposito, lascio a te la parola, così facciamo un po' il punto. Sì, prima di parlare chiaramente anche con Sandro di Eccellenza, andrei a leggere quelli che sono stati i risultati di questa 11ª giornata di Girone A di Eccellenza, con anche l'aiuto della grafica del buon Salvo Geraci, che è sempre lì in regia. L'Athletic Palermo, per esempio, ha vinto 1-0 nel match di sabato pomeriggio contro la Palmopal. Sconfitta la prima del campionato, o ricordo male, della Don Carlo, no, la quarta, ok, e veniva da un filotto, ecco, questo vuol dire, Quarta consecutiva in trasferta. in trasferta contro l'Accademia Trapani, ha perso 3-2. Poi due goleade da parte del San Vito e della Folgore Castelvetrano, il San Vito 5-1 sull'Ascari Cefalù e la Folgore sul Casteldaccia 7-0 addirittura. Pareggio 1-1 tra Sciacca e Marsala, addirittura Sciacca stava anche perdendo questa partita casalinga. Il Gela ha espugnato il campo del Marineo, ha vinto 1-0, 1-1 tra San Giorgio Piana e Partini Caudace, mentre il Castellammare è riuscito a espugnare il campo del Castelbuono vincendo 1-0 appunto contro la Super Giovane. Per una classifica che vede l'Athletic Palermo allungare, quindi rubare altri, no, scusatemi, rubare altri punti sulla Don Carlo Misilmeri, ma non sul Gela, che però ha sopravanzato appunto la Don Carlo, che perdendo quindi ha lasciato la seconda posizione, quindi 27 Athletic Palermo, 23 Gela, 21 Don Carlo Lauri Misilmeri, 20 Sciacca, 17 Piana insieme al Castellammare, che quindi raggiunge appunto la scuola di Chinnici al quinto posto in classifica, 16 punti per il Partinico Audace, 14 San Vito, 13 Accademia Marsala, e poi a 11 abbiamo tre squadre che diciamo viaggiano a ridosso della zona pericolosa, ovvero Folgore Castelvetrano, Parmal e Super Giovane Castelbuono, 10 punti per il Castellaccia, 9 per il Marineo e ultima fanino di coda il Lascari Cefalù a quota 5. Sandro, Francesco forse vuole dire qualche Sì, cosa? non dimentichiamo che mercoledì ci Esatto, sarà il recupero tra Oratorio Marineo e San Giorgio Piana. Ricordiamo sì. la celebre partita del Rosso al portiere Marino del Marineo, e quella potrebbe essere una partita che sia sotto che sopra, in base al risultato può spostare tanto. Assolutamente sì, tra l'altro il Marineo quella partita l'aveva giocata con un allenatore diverso, una squadra totalmente diversa rispetto a quella di adesso. Sandro, risultati che ti aspettavi, classifiche che ti aspettavi, più o meno diciamo quello che è la tua idea. Allora, la classifica, adesso non me ne vogliono i ragazzi del Gela, però sono atleti che è un'altra cosa, cioè, quasi no sense, diciamo, la- per le possibilità che hanno, per la campagna acquisti, e io ho visto anche qualche video dove lavorano, si vede che già siamo a un livello che rasenta il professionismo. Ora hanno preso anche lo Sciacca, Concial. Concial. bravissimo, insomma, che lì quasi quasi sembra un giocatore normale. Esatto. Che l'altra volta parlavo con un ragazzino che è andato a Sciacca, si chiama Totolo Gabriele, probabilmente io un paio d'anni, un ragazzo molto interessante, un under molto interessante, mi diceva: "Mister, questo è fortissimo, sì, lo so, questo giocatore." E poi è andato lì, cioè, quasi quasi sembra normale. Sì, come quando il Barcellona prendeva Deco, sembrava tipo normale, era il miglior giocatore del posto, quindi comunque questi fanno classifica a parte. E il 7-0 del Casteldaccia, spero di no, però mi sembra quasi un po' di situazione, c'è qualcosa che non va, no? Cioè, mi sembra un po' troppo esagerato. E poi mi dispiace sinceramente la sconfitta in casa del Castelbuono, perché c'è un mio carissimo amico, fratellino, diciamo, Chi è? che è Marco Vittorietta. Ah sì, ah ecco, ecco. Beh, assolutamente. Mi dispiace, ma sono fiducioso, perché lì quello è un progetto che a me piace. Cioè, mi conoscete, nel senso, a me piace questa idea di lavorare con i giovani, comunque dare anche un'impronta
in stile di gioco, e devo dire che Marco nelle ultime partite a me mi era piaciuto, l'ho seguito un po' di più rispetto agli altri, visto che è amico mio, così come avevo seguito il Lascari quando c'era Peppe Vignelli, e mi dispiace tantissimo insomma che per come è andato a finire, però sto vedendo la situazione, forse non era solo colpa di Esattamente. diciamo. Diciamo che Insomma, la situazione non è semplice, ho due ragazzi anche lì, lo sai, li conoscete, no? Di Rainer, Mineo, tra l'altro sta facendo benissimo, nonostante la situazione non è semplice. Ne parlo perché così affrontiamo un argomento, visto che dice che Sì. possiamo parlare anche non solo delle eccellenze in particolare, ne parlo dei ragazzi perché per esempio Mineo tanti anni fa mi dicevano questo non può giocare a calcio, è troppo piccolo, troppo piccolo. E dicevo guardate che secondo me dobbiamo smetterla di fare questi ragionamenti qua sulla fisicità. Sì, ma ci sono o è piccolo o diciamo magro o è piccolo di età anche, non solo di statura ma anche di età, quindi cerco anche questo mito da sfatare. Perché purtroppo molti ragazzi hanno tanto uno sviluppo in momenti diversi della loro vita, no? Io non sto dicendo che Mineo deve diventare un professionista, però non è che esistono solo i professionisti, esistono anche quelli che fanno eccellenza, la Serie D, eccetera, eccetera. Quindi io penso che bisogna aspettare un po' prima di giudicare o di tagliare qualcosa, di tappare le ali, insomma, al ragazzo. Io ero convinto che questo ragazzo aveva qualcosa, un'attitudine importante, e adesso lo sta dimostrando perché in eccellenza gioca, penso che gioca tutte le due partite, 90 minuti, e so che stravedono per lui. Mi fa molto piacere, sono molto contento di questo, insomma. Questo è importante, chiaramente è un argomento che prenderemo in considerazione anche più della gioventù, ma io direi, Francesco, forse di già andare a vedere qualche cosa, no? Assolutamente sì, abbiamo aperto questo fatto con l'eccellenza A con Athletic Club Palermo, che come dice il mister è una squadra formidabile, però ha un po' sofferto contro la Parmaval, tra l'altro Parmaval che ha sfiorato persino il pareggio nella partita giocata sabato a Terrasini, e tra l'altro attenzione perché in vista della prossima partita che è il big match contro la Don Carlo Misilmeri mancherà Mazzotta che è stato espulso nel finale, e quindi andiamo a vedere con l'ausilio delle immagini prodotte e pubblicate dall'ufficio stampa dell'Athletic Club Palermo la partita e il gol di Prezzabile, ancora lui dopo Castelbaccia. Tanti punti ha fatto Prezzabile. 4 punti in 7 giorni, il buon Prezzabile. Vediamo le immagini e poi le commentiamo insieme. In riga, gioco per Micali, la gran parata, poi Prezzabile! Il gol dell'1-0 dell'Atletic lo segna Prezzabile dopo il miracolo di Chimento su Micoli, poi arriva il numero 33 che come un avvoltoio trova il pallone e l'angolino, 1-0 della formazione nero-rosa. È un play aggiunto per la sua squadra. Salazar controlla, il pallone è ancora in gioco, va via il sinistro, poi il tocco per Mazzotti nel rigore, Mazzotta sinistro, deviazione da parte di Chimento, il pallone in corner. I tre centrocampisti vengono aiutati da Pierino Conciadio, qui il pallone in rigore, Martinez che si porta sul mancino, Sangaretto, tocca, il pallone ancora per Martinez, sinistro sul fondo. Grosso rischio corso dall'Athletic Club Palermo. Valenza con il destro a cercare Micoli, il pallone invece per Concialdi, scambio con Spinola! Pallone sul fondo, combinano immediatamente Concialdi e Spinola. Muoverà qui Amrui che gira il pallone da Martinez, lotta Raimondi, va via però il numero 9. Torna Raimondi, Martinez in rigore, il pallone, Torres di testa, Romano blocca. Occhio alla fisicità della Parma, pallone in area di rigore, colpo di testa, rimane lì, allontanato il pallone da Salazar che ha salvato 2 volte l'Athletic. Romano pronto alla battuta, battuta lunga, Micoli non ci arriva di testa, Spinola che va in avanti, può calciare Spinola, pallone sul fondo, di poco. Tamaglio, Micoli al tocco a cercare Flores che allunga la falcata, arriva Sanchez in chiusura, pallone in rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo, ma non c'è più tempo, triplice mischio al direttore di gara, Athletic Club Palermo che al termine di una partita soffertissima
conquista 3 punti fondamentali e si porta a Abbiamo 27 visto punti di l'1-0 dell'Atletico Palermo contro la Parma, una partita che sulla carta doveva essere probabilmente un po' più facile, classifica alla mano, ma non perché abbiamo visto la Parma che sta facendo un campionato molto interessante, molto diciamo gagliarda, la squadra di Mister Mutulo, anche per la presenza chiaramente del mister che sa dove mettere le mani. Però insomma abbiamo visto che è stata molto combattuta e decisa appunto soltanto da un gol di Prezzabile nel primo tempo. Abbiamo salutato Mauro Gagliano, salutiamo anche Mimmo Scialabba, Salvo Prestefilippo, Cristian Di Giovanni che è un giocatore di Mister Tarantino, Cedere Arena, Alessio Ferotti, Giorgio Stassi e Francesca Cuti che salutiamo e ringraziamo. 1-0 dell'Atletico Palermo che si rifà di una settimana un pochettino particolare perché io ero pure lì presente. Hanno perso a tavolino i ragazzi di Mister Raciti una partita che avevano vinto sul campo, ovvero quella contro lo Sciacca Valida per la semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Hanno vinto 1-0 sul campo grazie al gol di Torres, ma hanno perso poi al tavolino perché hanno fatto giocare Raimondi che era, come ha visto bene lo Sciacca, squalificato. Sciacca che comunque ha fatto pure un ricorso in maniera non del tutto corretta, quindi diciamo che hanno vinto la partita, ma nonostante un ricorso fatto in maniera errata, ma questo comunque sia ha messo luce su una questione burocratica errata e quindi dispiace per l'Atletico Palermo che comunque sia si è rifatta vincendo la partita in campionato. Francesco, tu che hai visto la partita, l'avete anche diciamo più o meno l'hai vista in video, volevo appunto chiederti quanto è stato importante appunto vincere una partita dopo una settimana del genere, dopo quando perdi appunto una partita di Coppa e poi insomma hai da rifarti sul campo in campionato. Partendo dal presupposto che mi insegnate, anche se io qua abbiamo un grande esponente del calcio sopra ogni cosa, anche sopra i risultati, vincere è sempre importante. Soprattutto le ultime 3 partite sul campo dell'Athletic, 2-1, 1-0, 1-0, il che dimostra che è una squadra che anche nelle difficoltà, anche quando o non riesce a chiuderle o rischia di farsele pareggiare, è una squadra che comunque è sul pezzo, è una squadra che comunque credo che abbia subito un gol, quello che ha subito da Sferruzza fosse l'unico gol nell'arco di un mese, se non sbaglio, perché forse insieme a quello del Gela, a Gela perché poi ha quasi sempre tenuto porta in velata, perché comunque alla fine il segreto per vincere i campionati è questo qua, subire poco e prenderne uno in meno piuttosto che farne uno in più. Mi dispiace, purtroppo è. Anche se tra le partite che trasmetteremo, di cui trasmetteremo di Alessi, c'è una bella dichiarazione che ha fatto mister Abenante, che ha detto: a me non importa il risultato, mi importa fare giocare bene i ragazzi. Poi questo sarà un altro tema. Tornando all'Athletic, sì, è un peccato tra l'altro che sia stata fatta questa, cioè peccato ovviamente per l'Athletic, poi alla fine morso tuo vita mea, l'Unitas è riuscito, sì è bello riascoltare la mia voce mentre parlo, è fantastico. Dicevo, scherzi a parte, per l'Athletic è un peccato perdere le partite, una partita del genere, soprattutto in questo modo, considerando anche la grande organizzazione che c'è, il grande lavoro dietro le quinte che c'è, ci sono professionisti non solo in campo ma anche a livello dirigenziale. Ne giova l'Unitas nella settimana in cui perde con Cialdi, riesce a prendersi una semifinale contro il San Vito, che è Sì. sorpresissima per quanto mi riguarda, anche se stanno facendo un grande cammino. E adesso vedremo per l'Athletic ci sarà una prova importante perché andrà a giocare a Misilmeri anche senza pubblico. Non è facile perché il Misilmeri sta facendo una grande stagione e potrà prepararla con la settimana tipo, a differenza di questa settimana ha giocato la Coppa. Credo che questo, forse azzardo, forse questa partita più di quella di Gela è È un bel importante crocevia, sì. perché il Misilmeri gioca bene e fa giocare male. Sì. Il Gela alla fine va di impeto perché ha i nomi. Poi ti posso dire una cosa, Francesco, sentiamo anche il parere di Sandro. Arrivare perché chiaramente sarà l'ultima partita prima del mercato di dicembre. Detto che il mercato è sempre aperto, e questo lo sappiamo con questo fatto dei rescissioni, eccetera, eccetera. Però è chiaro che una volta che apri il mercato è ancora più libero. Sappiamo che a Gela ci saranno delle novità sotto questo punto di vista, anche dirigenziali. Sì, Lo sappiamo, dico ormai è risaputo.
chiaramente poi vi spiegheremo perché lo sappiamo, lo diremo lunedì prossimo. Quindi arrivare, secondo me, per l'Athletic, Crei la suspense. lo so, lo so. Arrivare Il ragazzo sembra, ma la sa. arrivare a domenica o comunque sia prima dell'apertura del mercato con più punti possibile sul Gela. Non dico che l'Athletic farà anche loro fanno un grande mercato, però a Gela è previsto qualcosa di molto importante. Quindi secondo me sarà molto importante vincere questa partita di domenica perché dai un segnale anche al diretto avversario, che in questo caso sarebbe il Gela, e poi ti metti. Ora sono 6 punti di stacco dal Misilmere, andando a vincere là sono 9, quindi diciamo che più o meno ti allontani di gran lunga un'altra concorrente. Sandro, la tua opinione? Intanto, prima della tua opinione, voglio leggere un messaggio da parte di Vincenzo Di Maria. Grande Vincenzo. Un saluto a tutti, in particolare all'amico Sandro Tarantino, che ha avuto il piacere e l'onore di conoscerlo a Caltanissetta nei tempi del futsal. A proposito, non avevo dubbi che si sarebbe messo in evidenza per le sue qualità umane e professionali anche nel calcio a 11. Fidatevi ragazzi, ne sentiremo parlare. Grazie Vice, è un fraterno amico. Abbiamo passato dei bei momenti. A proposito di questi momenti, volevo dire una cosa riferita all'Athletic. Faccio un collegamento. Allora, io nel futsal ho avuto squadre che dovevano salvarsi, squadre che dovevano. A Caltanissetta una squadra doveva avevamo un budget importante. La fine ti ricorderai, questo lo conosci benissimo. Allora, quando si hanno queste squadre così forti, va bene, non è semplice. Tanto ci sono giocatori che hanno fatto altre categorie, dove uno dice paradossalmente, ma come hanno fatto la Serie B, hanno fatto e vengono qui, non è così. Tu ti ricordavi siete grandissimi tifosi del Palermo. Sì. Io all'epoca seguivo il Palermo, mi ricordo di Cristian La Lotteria, in C1 era inguardabile, in Serie B era fortissimo. Sì. E poi si dice, ma com'è possibile? L'anno scorso era drogato, no? Perché ci sono dei giocatori che ovviamente devono calarsi nella categoria e poi hanno una pressione addosso. Io mi ricordo a Caltanissetta vinsi 16 partite di fila. Tra queste partite ci sono due partite di Coppa e Divisione, dove eliminavamo delle squadre di Serie A, ok, Serie A2, noi eravamo Serie B, quindi diciamo campi di rendita. Abbiamo perso una partita incredibile, la 17esima, il presidente è venuto e mi ha cazziato. Cioè, perché? Perché quando tu hai un budget importante, tutti sanno che tu devi vincere, appena sbagli una cosa, quindi anche sti ragazzi che sono fortissimi, sono di un'altra categoria, comunque un minimo di pressione l'avranno. Poi tra l'altro ovviamente ci va la palla, non va. Ora penso ai giocatori della palla, no? Salvo Cardinante, gente che non vogliono perdere, questi ti fanno la guerra e può capitare magari questo insieme di cose, però vincono lo stesso. Dico, alla fine vincono lo stesso. Sì. Tu ovviamente mi prendi come, e io sono orgoglioso di essere, no? un estimatore del fatto che bisogna arrivare a un obiettivo giocando un calcio anche propositivo, cioè. Ma attenzione, io voglio vincere sempre, cioè nel senso... Ti adatti. Per esempio la prima partita abbiamo fatto, io ho giocato in difesa posizionale come metà campo di 5-3-2. Non mi interessava in quel momento perché sapevo che avevo troppo poco tempo per dare un'impronta. Se mi dici qual è il tuo calcio ideale, ti dico un calcio propositivo. Ma se io ho dei giocatori che non mi consentono di fare quel calcio o sono più adatti a fare un altro tipo di calcio, se un allenatore è bravo sa fare anche quel calcio. Assolutamente sì. Anche perché un vecchio maestro del calcio dilettantistico, che magari un giorno avremo anche qui, anche nei suoi post social scrive che conta il contatore, quindi sempre. Quella è una vecchia storia. Allora, abbiamo un altro contributo qui, invece di un gol ne vediamo ben 5. Vediamo 5, di cui un paio anche di gran bella fattura. Ha segnato ancora Cerniglia, te lo voglio dire, anche qui il contatore continua a correre, siamo a 7. Capocannoniere. Vice capocannoniere, perché non ricordo adesso chi c'è in Sperruzza ne ha 7. Sperruzza. E tra l'altro, consentimelo, perché è un grande amico anche personale, ha fatto male alla sua ex squadra, però Mario Secan è tornato definitivamente, 3 gol in 2 giornate dopo l'infortunio, dopo il calvario all'inizio dell'estate. Abbiamo dato qualche indizio per farvi capire che si tratta di Accademia Trapani Don Carlo Misilmeri, 3-2, seconda vittoria consecutiva per Amoroso
sulla panchina dell'Accademia al posto di Melillo, quindi salvo immagini prodotte da noi, pubblicate da noi, adesso ritrasmesse da noi. Vediamo. Amici di Sportisti, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi l'11ª giornata del campionato di eccellenza che deve scendere in campo Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Inizia anche la sfida dunque con il tiro tocco verso la zona difensiva, non sono facilissime. Palla sulle sinistra con Iannizzo che cerca il secondo palo, trova Barraco, la mette giù dopo un pizzico di fortuna, poi tocco con il braccio ed è calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Si può subito sbloccare questa partita, vediamo come batte Secan. Battuta larga, va Secan, la tocca di salvo ma non basta ed è vantaggio Accademia Trapani dopo nemmeno 7 minuti di partita. 1-0, segna chi se non lui, il capitano Secan. Non c'è nulla per diritto di gara. Mendola sul mancino, traversone dentro, traversa e poi conclusione di Messina, divorata, ma adesso è stata veramente vicinissima al gol a Don Carlo Misilmeri in questa deviazione. Secan adesso la tocca, pressato, Comacchi può calciare, ci pensa, poi va sul sinistro, apre benissimo per la conclusione, poi di salvo para, grande azione per Iannizio, poi Comacchi ancora, Cerniglia mette una pezza, poi in deviazione, corsi un flipper dentro la di rigore con Di Salvo che con il petto la mette in calcio d'angolo, ma che bella partita dopo 13 minuti. Secan avanza, può puntare l'uomo, Secan, doppio passo, Secan a rimorchio per Mbie che calcia! Ed è doppietta, 2-0 per l'Accademia Trapani, gol e assist per Secan, adesso segna anche Mbie con questo piattone sul palo lontano. Avanzare il 10, finta e controfinta, va sul mancino, poi con l'esterno si appoggia su Mendola che può crossare, fa adesso in mezzo, la tocca Giargiù e poi calcio di rigore per il Don Carlo Misilmeri, il secondo di questa partita. Vediamo chi batte adesso. Il fischio, Cerniglia, Passettini, poi calcia e va in porta ed è 2-1, la riaperta Don Carlo Misilmeri. Chi se non il capitano Cerniglia che risponde all'altro capitano che è Secan facendo il 2-1. La Vardera riceve il pallone, poi il taglio ancora di Mendola, funziona quest'asse, Mendola contro Giorgiù, cross ancora dentro, Ricciulli la sponda, può calciare, vediamo Cerniglia chiuso dalla muraglia nero-verde con De Castro che allontana come poi Cerniglia va giù un Mbie, poi va anche la conclusione, non c'è nulla, rimessa dal fondo. Cerniglia, palla subito in verticale per la velocità di Ricciulli che può guardare la porta, la cerca e la trova anche ma respinge Mistretta, forse non benissimo ma riesce comunque ad allontanare, poi Secan cade piuttosto male. Questo scontro con Romano, si allontana dalla sfera ma adesso calcerà in porta, va la Vardera, la prende piuttosto male e Mistretta blocca senza alcun problema, c'è stata anche una deviazione, fa una buonissima giocata, poi palla che passa, Oddo si autolancia con Mendola, lo salta in velocità, Oddo può crossare e poi trova la porta, Mauro Oddo cosa ha fatto? 3-1 Accademia Trapani, poteva forse crossare ma ha deciso di fare quella cosa che probabilmente era più complicata ma anche forse più giusta, 3-1. Poi Paolo Lunga Guaiana alla sponda verso Secan e poi la tiene lì di salvo con le mani al centro, Mendola imbucata verso Rudongia, la controlla Rudongia e poi si è divorato questo gol ed era anche tutto regolare perché la bandierina di gara era abbassata. Arriva la battuta, la Vardera cerca un compagno in mezzo, Costantino con la spalla fa 3-2, la riaperta in questi ultimi istanti di gara, la mette lì, allontana e va bene così perché finisce il match, vince l'Accademia Trapani con il risultato di 3-2 contro il Don Carlo Misilmeri che forse si è svegliato anche un po' troppo tardi. Siamo nuovamente in diretta dopo aver visto la vittoria dell'Accademia Trapani sul Misilmeri. Chiaramente l'Accademia Trapani con questa doppia vittoria, quella di oggi con la settimana scorsa, si è tolto diciamo, dalla zona rossa, quindi l'avvento di Amoroso ha funzionato. Tra l'altro curioso è stato come l'anno scorso Amoroso è esonerato, Melillo ha salvato l'Accademia Trapani, quest'anno è esonerato Melillo, o comunque si è dimesso, comunque sia, non c'è più Melillo, Amoroso al suo posto e sta
togliendo un po' le castagne dal fuoco dell'Accademia Trapani. Sono questi due allenatori che praticamente si dividono la panchina dell'Accademia Trapani, sperando chiaramente nelle buone sorti della squadra trapanese. C'era un messaggio che Francesco ha letto a microfoni spenti, ma ne vale la pena leggerlo. All'Atletico Palermo gli manca Mazzotta, alla Don Carlo Misimene gli mancano i tifosi sugli spalti, cosa che possono dire praticamente il 96% di squadre e di tifosi in giro. Può dirlo anche l'Athletic, purtroppo, visto Sì, che giocano a Portegosa sì, Serrasini. sì, lo devo dire, il Bagheria, dico, non penso che... I Bagheria, I possiamo Bagheria, dire. Se qualcuno di una lì non scendere, c'è ancora il Covid, perché sì, infatti. C'è il Covid, possiamo dire, facciamo una battuta, c'è il Covid tra le ditte che devono lavorare Sì, infatti. Allora, vi abbiamo visto... sui querele, su Sì. querele. No, vabbè, insomma, si aprirebbe un capitolo che avremo difficoltà a chiudere in tempi brevi. Francesco, prima di passare alla promozione, abbiamo un altro contributo video che abbiamo realizzato, ovvero quello del Piana, se non ricordo male. Assolutamente sì, perché noi poc'anzi parlavamo di squadre che giocano bene e ti posso garantire e ti posso confermare che il Partinico Audace gioca bene a calcio, squadra giovane, con tanti talenti molto interessanti. È una squadra che starebbe bene, non voglio tirare i piedi, tanto anche perché lui già allena. Comunque, come ideologia a Benante è molto simile a Sandro. Benante Zemaniano. È uno che vuole far giocare bene e preferisce avere gioventù in suo diciamo, come materiale umano, perché lui, ne abbiamo parlato quando è stato ospite alla puntata, diciamo, alla prima puntata di Localcio. Quest'anno lui con i giovani ci lavora perché sono più disposti ad ascoltare rispetto ai grandi. sono delle spugne Esatto. che chiaramente hanno più spazio. È normale, ma non perché uno non vuole sminuire. Io per esempio ho trovato dei ragazzi, ora c'era Cristian Di Giovanni, che faccio una parentesi, un grosso in bocca al lupo al nostro capitano, perché ha avuto un infortunio brutto, ha avuto pure nella mano, un brutto colpo. È brutto colpo per lui, è brutto colpo anche per me, perché prendere un giocatore di questo insomma non è semplice. E comunque lo prendi, ho avuto dei ragazzi grandi, trentenni, che comunque sono messi molto a disposizione, gli piace, si vede che piace, però è chiaro che il giovane è più predisposto ad apprendere, ascolta in una maniera diversa, Ma è sempre stato così. Non è un caso che se tu vai a vedere tra eccellenza e promozione le squadre che giocano il calcio più propositivo, ok? Hai citato Partinico, Partinico, sì. io ti dico il Montelepre, ahimè, Montelepre, e Castelbuono è un'altra squadra che gioca il calcio giovane con un vetere che ha fatto sì. un mix di italiani, penso che qualche spagnolo, Sì, Argentini, non ci sono ricordo, però sudamericani. tutti giovani. È chiaro che tendono a mettersi più nelle mani dell'allenatore perché hanno meno esperienza e più voglia di imparare, ma probabilmente la cosa migliore è sempre avere il giusto mix per poi vincere i campionati. Se tu non hai interesse a vincere i campionati tutta la vita, meglio Con i giovani. quantomeno hai anche un po' di futuro. E allora, visto che lo abbiamo preannunciato, io voglio lanciare gli highlights di San Giorgio Piana Partinico Audace riprendendo uno stralcio delle dichiarazioni di Abbenante rilasciate ieri ai nostri microfoni, dicendo: io alleno tanti giovani, li faccio giocare a calcio perché so che facendoli giocare senza troppe sovrastrutture posso dare loro un futuro nel calcio. E quindi, siccome sono parole che stanno proprio di Belle. cassazione calcistica, andiamo a vedere le immagini. L'1-1 firmato Maltese e Miceli, a proposito di giovani, subentrato alla panchina, e poi torniamo qui. Lo sport insegna che quando prendi un cazzotto devi essere bravo non solo ad incassarlo, ma anche a restituirlo a tua volta. E c'è una squadra che in una settimana di cazzotti può darne ben 3 per dare una sveglia a tutto il campionato. Amici di Sportisi, ribentrovati da Francesco Cammuca allo stadio Ali Caoli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana Partinico Audace, turno numero 11 del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Il cross intanto di Graci, colpo di testa a mettere fuori da parte di Filippo. La palla è buona per Torres che controlla, spara col destro, palo! E poi Maltese da 0 metri la mette fuori.
Qui Crisantus trattenuto da Dullip, attenzione perché la palla viene recuperata e c'è il servizio in mezzo per Kacic, ancora il tocco, c'è il gol ma viene annullato, fuori gioco. Poi Aggio, tocco largo, Crisantus largo per il cross, decide invece di sterzare, prova il sinistro, debole, bloccato senza problemi dalla Minsi 6. Già battuta la punizione, c'è l'inserimento di Marino per la palla, rimane lì e Aggio non trova la porta. Lancio in avanti per la corsa di Maltese che arriva prima, Maltese accelera, Maltese in aria, uno sguardo in mezzo, Torres non l'ha colpita, l'ha ciccata questa palla, ancora il Cianci che litiga ancora col pallone. Verticale da parte di Pulizia a cercare la corsa di Aggio all'altra parte, un po' scoperto il San Giorgio, Aggio lato corto, converge, Aggio col sinistro, non trova il tiro, lo trova adesso, Sisei, la palla è ancora buona, il palo da parte di Barbara e qui ad un passo dallo 0-1 il Partinica Audace. Chiudere in attacco il primo tempo il Partinica Audace, nel primo tempo che stava per scadere. Aggio guarda la porta e calcia, scheggia il palo esterno, Aggio proprio in chiusura di primo tempo. Guardo concentrato di Chinnici con la palla messa in aria, allontana Crisantus da ultimo stantuffo. Acquaviva, attende il movimento di Torres, lo chiama e lo serve. Torres, uno sguardo in mezzo, Maltese! E non poteva che essere lui a togliere le castagne dal fuoco. Segna ancora in casa Totò Maltese e 1-0 San Giorgio Piana. Stacca a vuoto Torres, interviene Cina. Secum, Crisantus la fa scorrere perché si è buttato nello spazio. Aggio, l'uscita perfetta di Laminsi 6. Calcio d'angolo. Sì. Apre su Rubino. Rubino riesce ad allargare la palla per Barbara che propone il cross. Tentativo di sforbiciata di Marino, poi colpo di testa. Ha pareggiato il Partinica Audace. Ci ha pensato Miceli. L'ingresso dalla panchina. E 1-1 all'Ali Cauli. È rimasto fermo Sisei. Esplode la squadra ospite. Perpendicolare del primo palo. La barriera. Corso e Chinnici sulla palla. Fischia l'arbitro. La rincorsa la prende Chinnici che cerca il primo palo, non lo trova per pochissimo. Ma ormai stanno scorrendo i titoli di coda su questa partita. Con il rilancio di Cascione e il triplice fischio è finita la partita. È 1-1 per San Giorgio Piana e Partinica Audace. Muove ancora la classifica la squadra di Abbenante. Perde una grande occasione, quella di Chinnici. Ci sono però gli applausi. Rientriamo, ho visto una faccia di Salvo Geraci al limite tra il terrorizzato e non so cos'altro. Tipo, parla! No, era terrorizzato perché ho visto che stavo rientrando, che stavo prendendo fiato per parlare, ha detto, fermo! Siamo in onda? Cioè, quello è stato meraviglioso, a me dispiace per Salvo Geraci che non era presente. Salutiamo a Filippo. Barraco, l'abbiamo Barraco, sentito con la sua voce al commento dell'Atletico. E salutiamo Filippo che è Nord Italia ormai. Abbandonato, sì. No, abbandonato no, perché il suo buongiorno sono gli highlights dell'Atletico. Ah, sempre. Meraviglioso. Eccellenza B, 11ª giornata, sempre più avvincente questo campionato. Partiamo con i risultati. Turno numero 11, Città di Mister Bianco, Polisportiva Gioiosa 1-2. Tra l'altro andatevi a leggere l'intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni il direttore generale Migliosini del Gioiosa, uno degli artefici di questo miracolo. Poi Real Siracusa, Rosmarino 0-4, Palazzolo Avola 5-2, Vittoria Milazzo 2-2. A tal proposito ha segnato ancora Franchina, che gli abbiamo portato bene anche a lui perché l'abbiamo intervistato in settimana, ha fatto gol di nuovo. Poi Mesi Atletico Catania Mazzarrone 3-2, Ionica Leonzi 1-0, Modica Leonfortese 0-0. Prima partita d'altro di mister Luvito sulla panchina della Leonfortese, e poi Nebros Aci Sant'Antonio 3-1 per una classifica che vede il Milazzo a 26, sempre in testa, poi Modica e Vittoria 23, Avola e Atletico Catania a 21, Nebros 18, Gioiosa 17, Leonfortese 15, Ionica 13 con un punto di penalizzazione.
Palazzolo, Rosmarino e Aci Antonio 12, Leonzio 9, Mister Bianco Real Siracusa 5, Mazzarrone 4 con penalizzazione di un punto, quindi ancora manca la vittoria a Sasautro sulla panchina del Mazzarrone che, come diciamo sempre, fa rima con promozione. Promozione, sì. A noi piace, a te piace A noi piace fare gli sì, stupidi fare- e farlo con orgoglio. E allora, promozione che è la categoria allenata da Mister Tarantino. Prima di lasciare la parola e farci spiegare che è successo a Montelepre, andiamo sempre con l'aiuto del buon Salvuccio andare a vedere i risultati di questo appunto girone A di promozione che è iniziato così come l'eccellenza sabato, quando il CUS ha fermato il Regina Mundi sullo 0-0, cosa che però non è servita più di tanto al Bagheria perché alla stessa maniera un punto ha fatto la Regina Mundi e un punto ha fatto il Bagheria, che ha pareggiato 1-1 in casa dello Sport Palermo, tra l'altro che era passato in vantaggio. L'Aspra ha perso dentro casa contro il Borgetto per 3-1, così come il 3 gol ha fatto anche il Montelepre sul malcapitato Bagheria 3-0, Bagheria 90 0-11. 1-1 tra Alcamo e Valderice, l'Alcamo che tra l'altro dovrebbe essere la prossima avversaria della squadra di Mister Tarantino, 3-1 del Fulgatore sulla Margheritese, quindi si rialza un po' la squadra trapanese, e poi 2-0 del Mazzara sul Renzolo Piccolo, per una classifica che vede Bagheria e Regina Mundi entrambe là davanti con 2 punti di distacco, il Bagheria 28 e il Regina Mundi 26, e a 25 il Montelepre che quindi ha rubato 2 punti sia sul Bagheria che sul Regina Mundi, quindi ci sono ben 3 squadre in soli 3 punti. 19 staccata Cus Palermo, 17 l'Alcamo, 16 Sport Palermo, 15 Aspra, 14 Borgetto, a 12 c'è l'accoppiata Fugatore Margaritese, 11 punti, quindi fuori dalla zona play-out il Bagheria 90-0-11, chiudono la classifica Mazzara, Valderice e Renzolo Piccolo con queste due a quota 6 punti contro il Mazzara che ne ha invece 7. Montelepre Bagheria 90-0-11, 3-0. Tu hai incontrato, mister, alla prima giornata del Borgetto, che era una squadra che ancora presentava giocatori, diciamo, Rosone, De Luca, De Rosselli e tutti al completo, e si è riuscito a vincere. Poi hai incontrato la prima della classe ai tempi, ovvero il Regina Mundi, hai perso, diciamo, la partita, e ieri hai incontrato la terza della classe, che è solamente distante dalla vetta 3 punti. Quindi, diciamo, Dovrei ringraziare il direttore per avermi chiamato bravo, in questo momento. un esordio difficile. Due squadre diverse, secondo me, Regina Mundi e Montelepre come idea di gioco, come modo di fare calcio. Volevo chiederti innanzitutto, lasciando stare, diciamo, la differenza tra le due, che partita è stata, come si è sviluppata, perché non avendo le immagini ascoltiamo te. La partita è una lettura molto semplice. Noi abbiamo affrontato, secondo me, la squadra più in forma del campionato, una delle squadre più difficili, forse il campo più difficile da affrontare, perché per quanto ci riguarda, se giochiamo a Bagheria contro il Bagheria, che è una squadra fortissima, Città delle Ville, per cui nutro grandissimo rispetto, però è un derby, siamo nel nostro campo, quindi sai, la partita comunque la giochi con un'attitudine diversa, non è come non sei fuori casa. Vai a giocare con Regina Mundi, tu hai visto la partita, Sì. noi abbiamo fatto secondo me 43 minuti di veramente un ottimo calcio, abbiamo giocato molto bene alla pari con loro. Loro sono una squadra completamente diversa da Montelepre perché sono quella che io chiamo una squadra a sonagli. Loro, se tu non stai attento, se hanno un'occasione ti puniscono. Non sono una squadra che ti domina dal punto di vista del possesso, eccetera, eccetera, e ti lascia anche discretamente giocare. Mentre il Montelepre è una squadra che è un martello più. Stanno lì, il campo è più stretto, quindi la loro pressione, che già è molto efficace, diventa ancora più stressante. Noi abbiamo avuto un'occasionissima prima di loro, nello 0-0, perché abbiamo fatto una costruzione al basso, loro sono venuti con questa forza a pressarci, e quando tu pressi con questa veemenza, molto spesso lasci le spalle scoperte. Noi siamo stati bravi là ad andare con una sequenza di passaggi alle loro spalle, abbiamo poi abbiamo sbagliato qualcosa e siamo andati un po' in difficoltà mentalmente. Quando vai in difficoltà mentalmente vengono fuori le cattive. Ora è chiaro che io non sono assolutamente un allenatore che può permettersi di arrivare in 2 settimane a fare
non so se esistono al mondo, però fare le magie. Però l'idea che quello che avete visto contro il Regina Mundi nel primo tempo è l'idea di quello che vorrei fare. Con Montelepe non si abbiamo sbagliato partita, loro sono, no, la squadra sono giovani, entusiasti, si vede che stanno viaggiando per l'entusiasmo, e quindi si può stare per da Montelepe. Mi dispiace per il risultato perché abbiamo regalato sicuramente 2 gol su 2 errori individuali, e poi il terzo è un gol fantastico del ragazzo argentino che fa un tiravolo meraviglioso, e là gli bacco le mani e basta. Però sapevo che sarebbe stato difficile questo inizio, la vittoria contro Borgetto sicuramente è stata fondamentale per iniziare bene, però queste 2 partite, ovviamente, come si suol dire, non sono queste le partite che dobbiamo vincere, però sai, i risultati mi danno fastidio, perché se questo qui ci può stare, quello con Reggio Emilia secondo me era troppo nel risultato, parlo. Vabbè, sei finito? No, poi niente, adesso c'è l'Alcamo che chiaramente è un'altra partita molto Quinta in complicata, classifica in questo una momento. squadra esperta, insomma, con grande carattere, insomma, però dobbiamo in qualche modo riuscire a fare punti, perché insomma ci dobbiamo salvare, ci vogliamo salvare, ci teniamo. Io sono positivo perché poi ci sarà anche, dopo il corso, ci sarà una pausa di un mese, là sai, magari puoi lavorare. qualcosa, quindi speriamo bene. Io vorrei coinvolgere Francesco su una mia riflessione. Intanto vedrete che passeranno in sovraimpressione, o comunque sia mentre parliamo, le immagini del pareggio dei gol, quantomeno dello Sport Palermo e del Bagheria, terminata 1-1. Ha sbloccato il risultato lo Sport Palermo dopo pochi minuti grazie a un gol di Vitale, poi ha pareggiato invece il Bagheria in apertura di secondo tempo con Raffaele Gio, altro giovane di grandissima qualità, che si sta sbloccando, sta facendo qualche gol adesso nell'ultimo periodo a questa parte. Francesco, ti volevo chiedere se ti aspettavi questi, non sono passi falsi perché non si possono vincere tutte le partite, ma questi piccoli intoppi da parte del Regina Mundi e da parte del Bagheria, e se ti posso chiedere, se secondo te la vedi così, se è più un'occasione mancata per il Regina Mundi o più un'occasione mancata per il Bagheria. Chiaramente il fatto che non ha giocato il sabato e la domenica lascia propendere più per il Bagheria, però diciamo alla vigilia erano 2 partite complicate in campi difficili. Volevo chiederti se ti aspettavi questo doppio pareggio, e chi delle 2 ha perso l'occasione. Allora, la logica dice, come dici giustamente anche tu, che sulla carta, ovviamente, al netto di tante cose, che è un'occasione sprecata dal Bagheria, perché è chiaro che il Bagheria scende in campo, intanto sapendo di essere sicuro di essere in testa, indipendentemente da cosa sarebbe accaduto al Pisani, e chiaramente si potrebbe pensare a 2 punti persi, eccetera, eccetera. Poi uno guarda la partita e dice: potrebbe anche essere andata bene al Bagheria, essere riuscito a pareggiare, perché comunque lo Sport Palermo si è confermato ancora una volta una squadra rognosa, una squadra comunque ben allenata, con degli elementi importanti, Procida, Calivà, Costantino, eccetera, eccetera. Il discorso però poi conferma che alla fine, secondo me, ne escono rinforzate entrambe, perché noi l'abbiamo detto anche la scorsa settimana con Marco Mine ospite, poteva essere un turno trappola per entrambe, e in effetti lo è stato. È vero che alla fine non è quasi cambiato nulla, se non che il Montelepre ha rosicchiato 2 punti a entrambe, e come dice giustamente Sandro, è una squadra che per il momento, oltre ad essere forte perché ha delle individualità importanti, è ben allenata, vive sulle ali dell'entusiasmo, quindi fondamentalmente, come si dice dalle nostre parti, non posa a terra in questo momento il Montelepre. Lo dovremmo vedere, anzi in realtà l'abbiamo già visto, perché quando ha giocato col Bagheria, una testimonianza ne è stata Angelo Tomasello, ci ha detto che comunque li hanno messi in difficoltà e hanno fatto una gran bella partita, soprattutto nel primo tempo. Quindi li abbiamo già visti. Credo che debbano giocare con Regina Mundi, se non sbaglio, ancora. Quello sarà un banco di prova importante, perché se il Bagheria è una squadra che gioca, il Regina Mundi, come ha detto bene Sandro, è una squadra, lui l'ha definita a Sonagli così, con una parabola meravigliosa, è proprio la classica squadra solida che appena concedi un
un briciolo ti purga, ti punisce. Ma poi tra l'altro non crollo, cioè, capito? Esatto, Noi siamo stati lì a casa loro, non dico che abbiamo, che dominato sarebbe una parola stupida, però siamo stati lì presenti, loro hanno fatto 0 tiri in porta prima del rigore, quindi loro potevano anche innervosirsi, no? E poi dire, oh, ma questi vengono qua, sono là sotto, giocano, e noi stiamo... Loro erano lì tranquilli, fino alla fine, poi giustamente si sblocca la partita, giocatori esperti, mente, eccetera, e sono giocatori che sono questo tipo di squadra. Il calcio è bello perché ogni allenatore porta la sua, i calciatori danno vita a un'identità anche, no? In campo delle squadre, e quindi loro sono questi, sono così. C'è un altro argomento che volevo parlarne con Sandro, riguarda la questione arbitrale, perché io parlavo, abbiamo parlato poco fa dei rigori che hai subito contro il Reggio Emilia, di cui la società più o meno ha avuto che ridire. Abbiamo sentito lo Sport Palermo che anche ieri si è lamentata con l'ASPO qualche settimana fa, anche ieri ha avuto qualche cosa da ridire al direttore di gara, ma succede più o meno su tutti i campi, quindi è un discorso generale. Quindi ti volevo chiedere, tu sei un allenatore di questo mondo da solamente 2 settimane, quindi chiederti diciamo un precedente, chiederti uno storico è anche difficile. Però in queste 2 settimane, quindi sei fresco, e hai giocato contro 2 squadre top del tuo girone, è una squadra, diciamo, più top rispetto alla tua sulla carta, ma che comunque sia più o meno siete lì. Ti volevo chiedere se hai notato da parte degli arbitri qualcosa di diverso da un punto di vista di gestione su alcune decisioni, ma non perché favorisce un altro, è una questione anche magari di una sorta di sudditanza psicologica, ne parliamo sempre. Abbiamo detto una fesseria prima, perché Montelepe Regina Mundi c'è stata, è stata l'unica sconfitta del Regina Mundi, 2-0 Ah, 2 sì, 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 settimane fa. Non è un caso. Esatto. esatto. E quindi se hai notato qualche E cosa quindi che vuoi? Praticamente mi vuoi inguaiare all'inizio della mia carriera? sugli arbitri, una tua opinione? No, allora, sì, il mestiere dell'arbitro è un mestiere veramente molto complicato, soprattutto nei campi del sud, penso che sia ancora più complicato. Io sono stato sfortunato perché ho subito 3 rigori in 2 partite. Sì. Borgetto, poi 2 rigori con i Regina. Sarei una persona che cerca degli alibi. Quella con Regina sicuramente, i 2 rigori con Regina sicuramente sono rigori dubbi, diciamo così, diciamo rigori dubbi, che però ti segnano una partita. Se tu non subisci un gol, un tiro in porta fino al 43esimo, poi segnano sul rigore al 43esimo e poi al 46esimo, no scusami, al 48esimo ti danno il secondo, tu capisci che È finito. mi ammazzi te. Però non me la sento di dire che gli arbitri abbiano una sudditanza. Certo, andare a giocare in certi campi con una pressione del pubblico e giocatori esperti, sai, lo sapete come funziona. Ci può stare che l'arbitro un minimo viene influenzato. Io sono sempre per cercare di aiutare. Capisco che quando siamo in campo c'è la tensione, abbiamo il sangue caldo, come si vuol dire, un po' tutti, e quindi magari ti arrabbi, però è anche vero, ragazzi, che non è un mestiere semplice. Per me, da che mondo è mondo, da quando ci sarà il calcio, le squadre che hanno più potere, un minimo di potenza. Tu quando allenavi la Nis dovevi vincere il top, ti sei sentito favorito? Qualche Io circostanza? devo dirti la verità, la Nissa aveva una caratteristica che se vinceva con 4-5 gol di scarto, quindi non c'era mai quella... Quando c'è stata qualche volta una situazione, probabilmente l'arbitro mi guardava, tu lo sai, calcio a 5 un minimo, diciamo, di popolarità, tra virgolette, sempre Sì, ai certo. nostri livelli, capito? L'avevo, io avevo un buon rapporto con gli arbitri, magari se l'arbitro mi doveva fare una cosa, o mi doveva rimproverare in un modo, non mi rimproverava perché mi conosceva, eccetera, eccetera. Questo ci sta, ma ci sta anche in Serie A, lo sappiamo. È inutile che ci prendiamo in giro. Ti potrei dire, per esempio, un episodio molto divertente, che un ragazzo che conosci benissimo, Carmelo Alfano, ora è presidente, gestisce un po' gli arbitri del calcio a 5. Una volta mi diede un tiro libero contro che non c'era. Ho detto, Carmelo, ma
Dice, ma tu lo sai, il fatto che siamo amici quasi quasi te lo do contro di te. Cioè, inconsciamente non voglio darti, cioè perché ho paura che la nostra amicizia possa in qualche modo, e quindi me l'ha dato conto. Io nel dubbio te lo do conto. Sei un amico veramente. Ora per fortuna lui, cioè, per fortuna adesso non sono più a calcio a 5, quindi... E lui non arbitra più. No, e lui non arbitra più. Quindi, no, a parte gli scherzi. Però è così, è così. Poi comunque ragazzi, gli arbitri sono umani, quindi anche loro, cioè, quando parliamo dei giocatori, no, che magari il giocatore di testa non è sereno, anche gli arbitri, ragazzi, possono essere in momenti difficili della loro vita. Quindi non è semplice, non è semplice. Non è semplice anche col VAR. Comunque ieri, anzi scusami, quando Sandro ha iniziato il discorso io ho pensato a Ranieri ieri quando gli hanno chiesto degli arbitri, ho detto mi state tirando per la giacchetta. Uguale. Sì. Francesco, fatti la solita carrellata di risultati e poi così andiamo a fare il nostro, diciamo, discorso pre-fine gara, diciamo ancora c'è tempo per affrontare un ultimo argomento, visto che Sandro, insomma, ce ne tira fuori tanti. È il mio momento preferito questo. Sì, Allora, esatto. promozione B, giornata numero 11, Atletico Messina Sant'Angiolese 0-0, Monforte San Giorgio Valdinisi 2-0, Città di Villafranca Città di Mistretta 2-4, Orlandina Messana 0-1, Città di Galati San Fratello Acquedolcese 1-1, Nuova Rinascita Luntina 2-0, Polisportiva Sant'Alessio Promende 1-1. Per la classifica che recita Messana 29, San Fratello Acquedolcese 26, Città di Mistretta 23, Città di Villafranca 21, Monforte San Giorgio 20, Orlandina 19, Promende 17, Sant'Angiolese e Valdinisi 16, Atletico Messina 11, Nuova Rinascita 8, Città di Galati 6, Aluntina 4, Polisportiva Sant'Alessio 2, Girone C. Anche in questo caso giornata numero 11 con San Pietro Calcio Belpasso 0-3, Villa Rosa San Sebastiano Casteltermini 1-3, Aragona Serra di Falco 2-0, Camarat e Gemini, il derby Bello. finito 1-1, Polisportiva Nicosia Giarre 1-2, riposto Santa Domenica Vittoria 0-2 per una classifica che vede in testa Camarat e Giarre a 23 punti, poi Aragona 20, Nicosia 16, Santa Domenica Vittoria 15, Belpasso e Villarosa San Sebastiano 14, Gemini 13, Calcio Santa Verina 12, Casteltermini 11, Serra di Falco 9, riposto 8 e San Pietro Calcio a un punto. Girone D è arrivata la sorpresa, sai? No, È arrivata la ha sorpresa. perso? Esattamente. No, Aci Bonaccorsi Noto 1-1, Atletico Megara Ace Galatea 4-1, Gela Frigentini 2-0, Niscemi Aci Catena 0-1, Santa Croce Prelo Gargallo 1-0, Città di Canicattini Pro Ragusa 1-0, Scicli Gimini Cascordia 0-2. Per una classifica che vede il Niscemi sempre a 30, a 25 punti, quindi a meno 5. meno male che ha vinto il Megara, immagini per te. Esatto, pensa e perdeva anche il Megara. A 25 punti il Megara che ha vinto, Priolo Gargallo 22, Pro Ragusa 20, Vigor Gela 19, Santa Croce 16, Noto 15 insieme alla Cicatena, Gimini Cascordia 10, Scicli e Città di Canicattini 10, Ace Bonaccorsi e Ace Galatea, anzi Ace Bonaccorsi 9, Ace Galatea Frigentini a quota 8 punti. Adesso vado a spararmi una bombola di ossigeno dopo questa carrella. La Bonodis hai fatto. Magari. Sandro, un argomento che ti volevo affrontare con te è appunto la differenza che tu in queste 2 settimane hai maggiormente notato durante gli allenamenti. Dimmi tu sotto quale punto di vista c'è tra il calcio dei grandi e il calcio dei piccoli, il calcio della promozione con il calcio del settore giovanile. Se c'è una differenza, penso che ci sia qualche cosa dove tu dici no, è meglio, cioè non c'è paragone, è meglio questo o è meglio quell'altro. Allora, dal punto di vista tattico, il calcio dei giovani ha bisogno di molta più attenzione sulla tattica individuale. E i giocatori stessi, i grandi, quando tu gli fai fare 1 contro 1, 2 contro 2, sai, sono quasi convinti, dice, ma che mi fai fare? Non parlo del mio caso, parlo in generale. Io ti dico, ci sono molti giocatori che non marcano, non marcano, fanno in Serie A, figurati, in promozione, in eccellenza. Quindi secondo me sarebbe giusto lavorare anche sulla tecnica. Però in generale i grandi sono voraci della tattica collettiva.
Ok. vogliono lavorare tantissimo da quel punto di vista. Il giovane invece, quando ti metti lì a lavorare sui particolari, gli piace. Gli piace perché capisce che è una cosa che gli può servire, è una cosa... sono pro e contro. I grandi da un lato, secondo me, sono già giustamente degli uomini maturi, e quindi se gli dici lavoriamo in un certo modo, loro si mettono lì, i ragazzi magari, sai, a volte si distraggono più facilmente, la palla cominciano a tirare i palloni, queste cose di qua. I giovani, i risultati li vedi molto molto velocemente, nel senso, come dicevo prima, sono delle spugne che assorbono velocemente. I grandi sono inquinati, tra virgolette, attenzione quando dico la parola inquinati che non è una parola, ma sono inquinati dalle loro esperienze. Io mi ricordo una volta allenato un giocatore che conosci benissimo, c'è 5 ma poco fa, che era Wagner Tolgo, un giocatore di 36 anni, ragazzo eccezionale, ottimo giocatore. Chiaramente, quando io gli facevo fare determinate cose, lui mi diceva: mister, sai, mi viene complicato, perché io ho sempre fatto così. E quando tu provi a fare qualcosa di nuovo, non è che lo fanno per male, ma nel momento di difficoltà tu cosa vai? Tu vai ad attaccarti alle tue sicurezze. Certo. Lo facciamo tutti anche nella vita, no? Quindi il giovane invece non ha quel background, quindi dice: guarda, io sono amico del mister, sono convinto, e per questo probabilmente il mister è Nico, piuttosto Vittorietti, no? Che lavorano con i giovani, stanno avendo subito dei risultati, ma parlo a livello anche visivo, no? Tu vedi una squadra che gioca in un certo modo, mentre altri si affidano a un calcio un po' più, diciamo, tra virgolette, elementare, perché è più facile arrivare lì con questi grandi. Però dico la verità, a me sta piacendo tantissimo questa esperienza. Siamo coscienti del fatto che per noi è un percorso difficile. La società sta attraversando un momento, tra l'altro, di metamorfosi, tra virgolette, perché loro hanno fatto terza, seconda e prima, hanno vinto. Quest'anno sono arrivati in promozione, ora forse si sono resi conto che era meglio puntare a un momento di assestamento e hanno chiamato me, probabilmente proprio perché magari vogliono anche prendere qualche giovane su cui costruire eventualmente il futuro. Quindi io mi sto divertendo perché i ragazzi che ho trovato sono anche ragazzi di 40 anni, ma disponibilissimi, molto contenti di lavorare. Mi dispiace per i risultati, credetemi, perché non si meritavano questi risultati per come si sono allenati in queste settimane, però dobbiamo accettare il campo e quindi va bene così. Francesco. Sì, io approfitto della presenza di Sandro che ha un background di calcio giovanile. Io starei ora a parlare di futsal con te, ma purtroppo No, andremmo off topic. il calcetto non gli interessa. Esatto. Proprio a proposito dei giovani, io sono uno dei, diciamo, principali osteggiatori di questa regola degli under. Immagino che anche tu sia d'accordo, perché per quanto ci siano, come hai detto giustamente tu, quegli allenatori che puntano volutamente anche in sede di costruzione dell'organico sui giovani, ci sono invece quelli che magari dicono: prendiamo i giovani in modo tale che sappiamo che abbiamo sempre i 2 che vanno in campo e i 2 che li possono sostituire a gare in corso, e poi per il resto facciamo una squadra con i grandi. Sono ovviamente punti di vista tutti rispettabili, ma quello che ti chiedo io è: se non esistesse questa regola, e quindi non c'è la cosa che i giovani 2 per squadra devono giocare sempre, quindi parliamo di una trentina di ragazzi in un girone di eccellenza o di promozione, quale potrebbe essere secondo te, piuttosto che chiederti è giusto o non è giusto, perché so cosa mi risponderesti, quale sarebbe, se non ci fosse questa regola, quale sarebbe secondo te un buon incentivo per indurre le società a dire: signori, guardate che non ci sono soltanto i giocatori a cui andare a corrispondere migliaia di euro di ingaggio, che hanno vinto campionati, che hanno anni e anni di esperienza, ci sono soprattutto i giovani che possono diventare i Concialdi del futuro, i Mazzotta del futuro, i Manfred del futuro. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi decidere, come imposteresti una norma o comunque
quello che potremmo riportare al calcio dilettantistico come il decreto Zola, no? Sì. Facciamo giocare i Sì, sì. giovani e la società ne trae giovamento anche a livello finanziario, per far sì che comunque questi giovani possano avere la possibilità di esprimersi senza le catene, senza mettere le catene alle società, perché questo è fondamentalmente. Allora, su questo argomento qui del perché stiamo andando in questa direzione in generale, non basterebbe il tempo che abbiamo a disposizione, nel senso che io ho una mia idea sulla crisi, perché questa è una crisi, parliamoci chiaro, del calcio italiano inerente ai giovani. Mi è capitato di parlare in altre trasmissioni prima e più vado avanti e più rafforzo la mia idea. Il problema non è un problema tecnico, è un problema sociale, nel senso che oggi in Italia la società è cambiata, i ritira dei giocatori, dei ragazzi non vanno più per strada, tutte queste robe di qua che abbiamo già sentito da persone molto più importanti di me, ed è un problema serio, quindi trovare giovani buoni è molto difficile. Quindi io da un lato capisco le società che fanno il ragionamento che dici tu. Quello che non capisco è la scelta della federazione di fare questi vincoli così. Dico, io per esempio in questo momento gioco con 3 under che giocherebbero comunque perché sono bravi. Ribaudo, Di Blasi e Forpe sono bravi, tant'è che Forpe e Ribaudo sono stati convocati anche nella rappresentativa. Se fosse per me fare una squadra con più under, come la penso io, per i motivi che abbiamo detto prima. Mi viene difficile pensare a diciamo una regola che costringa, okay, le società, perché parliamoci chiaro, cose che le società vanno cercando, cioè risparmiare. Cioè, è triste da dire, però tu dovresti fare una regola dove, dico, sto dicendo magari una fesseria, gli fai pagare meno l'iscrizione se l'anno prima hanno giocato con 5 titolari. Dico una fesseria perché magari non è una cosa nemmeno possibile, ma l'unica cosa per cui una società può fare una cosa del genere, a meno che non è per propria cultura, diciamo che loro vogliono lavorare sui giovani, è questa. Perché altrimenti finché ci sia questa regola loro si affideranno sempre quei giocatori che ti danno una garanzia di esperienza, di prestazioni, poi dipende anche dall'allenatore. Perché non è che tutti gli allenatori sanno lavorare con i giovani, perché non vuol dire che non siano bravi, attenzione. Ma è la stessa cosa, no? Lo diciamo sempre, gli allenatori che sono un po' più gestori, quelli che sono più tattici. Cioè, quando faccio un esempio, no? Così andiamo nel pratico, a volte litigavo con un amico mio, perché lui era convinto che io dicessi che Allegri non è bravo. Io ho detto, guarda, io pagherei per andare a cena con Allegri. Pagherei. Per me è uno che di calcio ne sa tantissimo. Ma se tu gli dai un giocatore di un certo tipo, a lui non serve, perché non è un giocatore fatto per lui. Stessa cosa vale per un allenatore come De Zerbi, che è magari proprio la nemesi di Allegri, no? Se gli dai un giocatore tipo Rabiot, per dire, a lui non serve, perché non è un giocatore. Quindi la stessa cosa vale nei nostri livelli. Sono allenatori che possono allenare con i giovani, allenatori. Giustamente magari quegli allenatori non li vogliono. E quasi quasi ti dicono, no, piglia quei 2 under, solo quei 2, e ne metti uno in tanto per avere il cane. Lo so perché lo vedo, ma tu allora, io la domanda, tu cosa faresti? Sincero, no, allora, perché mi hai messo in difficoltà perché io non ti so rispondere. Tu cosa faresti? Allora, io per come vedo tu parli giustamente del fatto che le società, se possono spendere la carta da 50 euro in meno, sono tutti più contenti, ma ci sta, perché alla fine, parliamoci chiaro, a certi livelli il calcio è un investimento a perdere e su questo Esattamente. siamo tutti d'accordo. Proprio in questo senso, secondo me, una norma come quella che vige in Serie C potrebbe funzionare, nel senso incentivare le società a schierare i giovani, non tanto perché c'è la regola che lo impone, quanto perché non metti un limite minimo di under, però dici più ne metti, più alla fine la Lega allora io ti guarda, incentiva. ti dico la verità, io questa qui non la conoscevo. Ok. Però è un po' quello che dicevo io, cioè Sì. più ne hai messi l'anno prima, Poi a più fine stagione la Lega va dai bravissimo. coefficienti. Esatto, valuta determinate scale.
potrebbe Senza essere... girarci troppo intorno, il Messina negli ultimi 3-4 anni ha campato di questo, Esatto, lanciando esatto, sì, tra sì, l'altro sì, sì, sì. tantissimi giovani. Assolutamente. Allora, chiudiamo la puntata perché ci sarebbe qua da continuare a parlare. Dico, la federazione dà qualche premio a livello economico, pecuniario a fine stagione per chi utilizza il piante, però diciamo sono diciamo poca roba, diciamo centinaia di euro, nulla di più. E qua è venuta fuori l'anima del direttore Sì, sportivo. c'è il premio under, anche con la serie D c'è la serie D di valore per dire che chi utilizza il più under alla Poi fine lì c'ha credo che sulla Serie D dia punteggio per le graduatorie e ripescaggi, se non anche sì, sbaglio. assolutamente sì. Leggiamo qualche messaggio e chiudiamo così. Mauro Caiano si lamenta chiaramente soprattutto dei Guardellini, dicendo che a prescindere dalla mancanza di vocazione, molti assistenti in promozione sono già fisicamente improponibili, ed è vero. E poi c'è una considerazione di Luca Sardina. Le statistiche di questa metà di campionato dimostrano che la superiorità del Bagheria delle Ville è evidente. In 17 partite ne ha vinte 15, un pareggio e una sconfitta. Che ne pensate? E poi Fiorentino dice aggiungerei che anche agli ottavi di Coppa. Ed è vero, dico sì, sono d'accordo con Luca Sardina, ma c'è anche da dire che rispetto al Regina Mundi ha 16 su 17 partite, ne ha vinta una in meno, ne ha pareggiato una in più, quindi alla fine siamo d'accordo sul fatto che il Bagheria in questo momento ha numeri da capogiro che meritano la vetta alla classifica, ma per sua sfortuna C'è il, una c'è il squadra come Regina contatore, c'è il Mundi, contatore. Regina Mundi, per la sfortuna del Bagheria, per la fortuna nostra, perché così fino alla fine abbiamo due squadre che Esatto. lottano e ne gode dello spettacolo, sta facendo un cammino quasi simile, quindi Io ti correggo, e siccome siamo grandi amici sia di Peppe Guida che soprattutto di Piero Gatto, sono 3 squadre che lottano. bravo, perché c'è una terza incomoda che ormai non è più la terza incomoda, ma è una terza, non è più un outsider. Comodissima, è Comodissima. comodissima lì su. E guarda chi la zitta zitta, sì, zitta zitta sta facendo un grandissimo campionato, quindi chi lo sa, magari sull'onda dell'entusiasmo ne abbiamo viste tante. Tornando al discorso di prima, dicevo dell'Atletic che hanno grande pressione, loro non hanno nessuna pressione. Bravo. Questa cosa qui, Sì, sì. Bagheria Città delle Ville, io lo vedo allenare ogni tanto e onestamente è una grossa squadra. Se pensiero rispetto alle altre, in un'ipotetica volata, il Montelepre ha meno giocatori d'esperienza abituati a vincere determinate partite o vincere uno scontro diretto rispetto al Regina Mundi o al Bagheria, che ha dei vecchi polponi, Perricone, Lucera, Di Giorgio, Stassi, Clemente, Duro, Giovenco, che hanno vinto campionati e sa come si vince una È partita. un po' come, sai che sono grandi appassionati di NBA, no? È un po' come si dice i giocatori da playoff. Cioè, sono quei giocatori che magari in season sono così, poi quando arrivano là, anche se hanno 34, 35, ti fanno... Questo non vuol dire Sicuramente che vincerà. No, sicuramente in determinate partite quello può pesare sicuramente. Io vi faccio un esempio contrario, perché io sono sempre il bastian contrario della situazione, anche perché l'ho vissuto da vicino, il campionato di promozione del 2018, dove c'erano il Misilmeri che aveva Arnone, Cerniglia, Albeggiano, Grimaudo, Vitale, eccetera, eccetera, l'Olimpica Akragas, che era l'Akragas, il campionato l'ha vinto il Marineo, che era l'outsider per eccellenza, tutto altro calcio rispetto a quello che pratica Peppe Guida, perché comunque Pagano è uno 0-0ista affermato, però alla fine tra i due litiganti ha goduto il terzo. Perché è anche perché quel tipo di calcio ha un altro motivo, è più da finale. Non so se mi Sì, spiego. sì, Capito cosa sì. ti voglio dire? Quel tipo di calcio di mister Pagano è più da finale, perché nella partita quella importantissima il calcio propositivo può anche essere più difficile da fare, no? Perché c'è una tensione diversa, perché la palla pesa di più. Poi se tu sei il Barcellona di Guardiola, quelli andavano in finale con Manchester United e li massacra, ma quelli in generale quel tipo di calcio ti può dare un po' più di sicurezza in partite viste come finali o decisive, e quindi magari non è un caso che il mister Pagano la spunto. Poi quello è un campo anche, ragazzi. Sì, loro Ma- giocavano Mari- ancora a Belmonte Mezzanagno, che è ancora peggio a livello di calore. Cioè, non è facile lì.
Siamo arrivati alle 22:40, o sbaglio, sì, 22:37, quindi siamo anche oltre quella che è la nostra consueta ora di trasmissione, perché quando uno parla e parla di calcio lo fa in questa maniera è sempre, non guarda mai l'orario perché è Il facile. tempo vola Il quando ci tempo si vola. diverte. Grazie Sandro, Grazie a voi. grazie mille per la tua presenza e per la competenza delle tue risposte. Io vi ricordo che la prossima settimana sarà il primo lunedì di dicembre e il primo lunedì col mercato ufficialmente aperto e chiaramente avremo qui un esperto di mercato. Vabbè, un direttore sportivo, lo possiamo dire. Sì, Non diciamo chi, però chi ha seguito la puntata, diciamo, facendo qualche collegamento, squadra, insomma, qualcuno che ne sa di si mercato, diverte un sacco. qualcuno che sa parlare di mercato ci sarà e quindi ci divertiamo e sperando, anzi, sarà una settimana in cui lo presserò per venire qui e dirci qualche cosa in esclusiva perché deve darcela qualche notizia. A me già una me l'ha data. Bene, lo diremo lunedì. Esatto. Tu lo scriverai sicuramente su Non Sportivo. lo so se la scrivo prima che venga qua, però una me l'ha data. L'importante è che non l'ha data altri prima di No, lunedì. no, già l'ho minacciato. Quindi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie Francesco. Grazie a te, Salvo. Ricordo mercoledì diretta Ok. Marineo Scià. Marineo San Giorgio San Piano. Giorgio Piano. Recupero- Derby del San Giorgio Marineo contro San Giorgio Piano. Incredibile. Derby di Giorgio. Vediamo chi vincerà. Salvo Geraci, grazie in regia. A Sandro già l'abbiamo ampiamente ringraziato e salutato. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora.